Era il 21 dicembre quando i 6 componenti del comitato promotore dell'associazione Luca Coscioni depositavano a Venezia, in Consiglio regionale, la proposta di legge regionale di iniziativa popolare procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato DJ Fabo. Il 4 febbraio è poi iniziata la raccolta delle 7.000 firme necessarie. Grazie ad impegno e passione di volontari e autenticatori cittadini, ha annunciato l'associazione nelle principali piazze del Veneto, nei comuni e durante speciali eventi, già a aprile si era superata la soglia delle 7.000 firme. Poi la campagna si è chiusa in anticipo a 9.072 firme. I sottoscrittori hanno capito che nella questione del fine vita è in gioco davvero il diritto all'autodeterminazione e alla propria dignità e i diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. Le firme sono state depositate a Venezia e quindi ora la parola va al Consiglio regionale che, dicono i promotori del progetto di legge di iniziativa popolare, siamo certi, valuterà con attenzione il testo e senza pregiudizi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 27 giugno 2023. La prima notizia del giorno riguarda il suicidio medicalmente assistito. L'associazione Luca Coscioni, promotrice di un progetto di legge regionale di iniziativa popolare, chiede che ora si voti la legge, che quindi prosegua l'iter nel Consiglio regionale del Veneto e la notizia la leggiamo sulle pagine del giornale di Vicenza di oggi, ma proseguiamo con la rassegna stampa. Sul Mattino di Padova un articolo in prima pagina dedicato alla sanità, alla salute dei padovani. Trovati 19 medici di base, ma restano 73 zone vacanti. Siamo in provincia di Padova, dove in 110.000 persone restano quindi senza assistenza. Il report regionale mette in luce che tiene soltanto il centro città, mentre viene completamente snobbata dai medici di medicina generale l'Alta Padovana. Il segretario padovano della Federazione dei Medici di Medicina Generale, Domenico Crisarà, punta il dito contro la regione, parla di mancata programmazione e dice il nuovo corso è in ritardo. Ma ancora di più lancia l'allarme Crisarà dicendo si va verso la privatizzazione, chiede dove sono le associazioni di anziani e sindacati, insomma quella dei medici di medicina generale che mancano è un'assoluta emergenza per il sistema sanitario regionale. Secondo Crisarà, nei prossimi 2 anni la situazione è destinata a peggiorare sino a raddoppiare. Leggiamo nell'articolo di Simonetta Zanetti sulle pagine del Mattino di oggi, che pubblica tra l'altro una tabella con tutti i numeri dei medici di medicina generale, l'attribuzione delle zone e i posti vacanti. Ripetiamo ancora, 73 zone vacanti soltanto nella provincia di Padova, 110.000 cittadini senza assistenza, calcolando una media di 1.500 pazienti per ciascun medico di medicina generale. Voltiamo pagina e proseguiamo tornando sulle pagine del giornale di Vicenza. L'emergenza casa esplode. La CISL del Veneto chiede alla regione di attivare un fondo ad hoc. Secondo il segretario regionale del sindacato Gianfranco Refosco è inutile lamentarsi e basta, occorrono delle risorse. Palazzo Balbi, quindi la giunta regionale, può attivare la sua finanziaria come ha fatto già per l'acqua, per l'edilizia sociale e il social housing. Il sindacato veneto, la CISL, ha organizzato un confronto con i costruttori industriali ANCE, le ATER, quindi le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica, e i comuni. Secondo l'associazione degli inquilini SICET, da tempo la situazione è nota e la sigla
denuncia la distrazione della politica rispetto a questi temi, quindi i temi della casa. Sempre la CISL del Veneto sta promuovendo un'altra iniziativa sindacale, una raccolta firme per una proposta di legge su lavoro e partecipazione. Raccoglieremo firme per una legge di iniziativa popolare che promuova e potenzi la partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici nella gestione delle aziende, strumento di democrazia ma anche di relazioni industriali innovative. È l'annuncio della CISL regionale che ha dato via anche in Veneto alla capillare campagna di raccolta firme. Lo leggiamo sempre sulle pagine del Giornale di Vicenza. Voltiamo pagina e parliamo ora della scuola. 3 notizie sui quotidiani locali di oggi. Partiamo dal caso di Rovigo, degli studenti che spararono contro a una professoressa e che hanno visto il proprio voto in condotta passare dal 5 al 9 in pochi mesi. Ebbene, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Sveglia Veneto. La notizia di oggi è che la professoressa adesso chiede i danni. Leggiamo la notizia sul Gazzettino di oggi. Rovigo, giudizio sui ragazzi raddoppiato fra primo quadrimestre e pagella finale. I legali della docente si chiedono com'è possibile. Ora la causa agli studenti e alla scuola è bullismo. Il ministro Valditara all'istruzione interviene, dice bisogna ripensare quella valutazione. La dirigente scolastica dice sarà utile avere delle linee guida, ma nel frattempo appunto la docente, da quel che leggiamo, è intenzionata a fare causa contro le famiglie dei 3 ragazzi che più si sono resi protagonisti dell'azione, ovvero il proprietario dell'arma, il compagno che ha esploso i colpi e quello che ha registrato tutto con il telefono. I legali non escludono di citare anche la scuola per quello che definiscono un nuovo atto di bullismo nei confronti della docente. Tutto questo sulle pagine del Gazzettino in un articolo di Francesco Campi. Ma come dicevo poco fa, altre 2 notizie in tema di scuola. Abbiamo il caso della docente destituita, ne parlano tutti i quotidiani nazionali, 20 anni di assenza su 24 anni di lavoro. E sulle pagine della Nuova Venezia, dei quotidiani del gruppo Gedi, una intervista di Elisabetta Anzoletti a un'ex studentessa veneziana della docente appunto destituita. Giada racconta che l'insegnante era assente e parziale, una situazione troppo grave quella descritta dall'ex alunna. Giada che dice spesso l'insegnante si presentava in aula senza libri di testo, poi si limitava a leggere o a mostrarci dei film slegati dal programma. La vicenda si svolge a Chioggia, come si legge appunto su tutti i quotidiani, non solo locali ma anche nazionali. Infine, terza notizia dal mondo della scuola: banchi con le rotelle al macero, la dirigente alla Corte dei Conti per rispondere di danno erariale. Qui siamo ancora sul Gazzettino. Dovrebbe versare 117.000 euro per le postazioni a seduta innovativa smaltite e altri 20.800 per mascherine inutilizzate spedite ad associazioni. Il caso riguarda una preside di un istituto veneziano che appunto aveva mandato al macero i cosiddetti banchi a rotelle, le sedute innovative, quelle introdotte le scuole su richiesta naturalmente degli istituti scolastici stessi per iniziativa dell'ex ministra all'istruzione Lucia Azzolina. Questo per quanto riguarda la scuola. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime 2 notizie. Mostre e volontariato, la villa confiscata a Galan andrà a un ente no profit. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi. A Cinto Euganeo in provincia di Padova un bando del demanio, sarà data in concessione la casa, appunto la villa dell'ex presidente della regione Veneto, confiscata appunto a Galan. Villa Rodella si trova a Cinto Euganeo, per oltre un decennio fu la residenza dell'ex presidente della regione Giancarlo Galan fino alla sua conquista, scrive il Corriere del Veneto.
una confisca seguita alle indagini sulle tangenti per il Mose. La tenuta è di 13.000 metri quadri e comprende anche una chiesetta. Sono andati a vuoto i tentativi di venderla, ora il demanio la propone a enti del terzo settore. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda il caos nella Lega. La guerra non si ferma tra minacce di addio e accuse di tradimento, titola il Corriere del Veneto. Dopo il congresso, Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, medita lo strappo. Manzato, lo sfidante di Alberto Stefani, neoeletto segretario regionale, invece dichiara resto da militante. C'è un fuoco incrociato, quello che è descritto da appunto il Corriere del Veneto: patti per le poltrone con Salvini, frondisti e trevigiani gli uni contro gli altri, in regione sono in subbuglio invece consiglieri regionali, ci odiano ma noi abbiamo le preferenze, dicono. Il caos prosegue a Treviso, parlavamo anche ieri nella puntata di Sveglia Veneto. La questione è quella delle dimissioni di Marcon da sindaco di Castelfranco. Il partito gli chiede di ripensarci, ma il sindaco chiede un confronto con i consiglieri ribelli, però del partito non parlo più. Questo sul Corriere del Veneto. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, un articolo di Andrea Passerini invece dal titolo eloquente: il fortino trevigiano si sgretola, il feudo dove è cresciuto Zaia messo all'angolo politicamente, e c'è il sospetto lancinante che Luca Record abbia scelto un suo percorso autonomo. Insomma, questa l'analisi sul congresso regionale della Lega. Picconata al carroccio e i fronti di tensione fra territorio e regione non mancano. Nella stessa pagina dei quotidiani del gruppo Gedi, infine, un attacco da parte del Movimento 5 Stelle alla ipotesi di abolizione del tetto dei 2 mandati. No al 4º mandato, Zaia faccia altro, il Veneto è un'anomalia in tutta Italia, dice Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.